Tre popoli simili, ma anche profondamente diversi, con vicende passate spesso tragiche. Tre piccoli popoli schiacciati da potenti vicini, russi e tedeschi, ma dal punto di vista turistico, la visita delle tre capitali, quattro con Helsinki, costituisce l'aspetto più interessante del viaggio. Non mancano le bellezze naturali, con spiagge protette e numerosi parchi. Iniziamo il nostro viaggio sbarcando in aereo a Tallinn, capitale dell'Estonia, e visitando questa città dall'architettura interessante, con case alte e strette, chiese monumentali e piazzette, mura medievali e un centro storico nel quale passeggiare tranquillamente. Entriamo nel centro della città vecchia, dalla Porta del Mare, fiancheggiata dalla tozza torre chiamata Margherita la Grassa, e attraversiamo Pic Tanav, la via lunga, fiancheggiata dalle case antiche in passato abitate dai mercanti anseatici. Come le tre sorelle, tre case pittoresche addossate una all'altra, costruite da un ricco mercante per le sue tre figlie. Saliamo verso la collina di Toompea, il luogo in cui è nata Tallinn, attraverso ad una stretta strada ciottolata chiamata Gamba Lunga, costeggiata da antichi palazzi e case. In cima si apre alla nostra vista la splendida cattedrale ortodossa Aleksandr Nevsky, che si dice raccolga lo spirito dell'anima estone. Di notevoli proporzioni, possiede la più grande cupola esistente tra le chiese ortodosse. Di fronte alla cattedrale si trova il Palazzo Reale Estone, ora sede del Parlamento, attorniato da un splendido parco. Attraverso il piccolo centro medievale arriviamo alla cattedrale luterana imbiancata a calce, con il tipico campanile con il tetto a bulbo. L'austero interno reca appesi sulle pareti bianche grossi stemmi araldici. La collina di Toompea, cinta da un bel tratto di mura e torri, rappresenta un'oasi di tranquillità rispetto al brulicare di negozi per turisti della città bassa. Riscendiamo nella città bassa, ritrovando le antiche case anseatiche dalla particolare architettura ed il suggestivo passaggio di Santa Caterina, un angusto vialetto ricco di botteghe d'arte che rievocano un'atmosfera medievale. Siamo ora in piazza del Municipio. Di indubbia bellezza ha ospitato il mercato della città per secoli. Oggi rimane uno dei maggiori posti culturali di Tallinn, per le sue belle case, bar, ristoranti e negozi, ma soprattutto per il municipio meglio conservato del nord Europa. In uno degli angoli della piazza del municipio si trova una delle più antiche farmacie ancora funzionanti in Europa. Freedom Square è un posto molto elegante in cui rilassarsi. Nella parte ovest della piazza è collocata una grande croce, il monumento per la guerra d'indipendenza, per commemorare la durissima lotta che portò il paese fuori dalla dominazione straniera.
Da Tallinn prendiamo il ferry boat in direzione Helsinki. Solo 80 km e 2 ore di navigazione e arriviamo nella capitale finlandese. Appena sbarcati ci troviamo al mercato coperto del porto, il più antico di Helsinki, inaugurato nel 1889. Rappresenta un punto di incontro ideale per buongustai. In un contesto molto elegante si possono trovare tutti i prodotti alimentari possibili, dal prosciutto al sushi, oltre a tutti i prodotti finlandesi, come la carne di renna, alce e orso in scatola. Sul lungomare ci immergiamo nella piazza del mercato, nelle numerose e vivaci bancarelle e barche ormeggiate, dove è possibile acquistare pesce fresco e verdura fresca o patate. Nel cielo di Helsinki notiamo le cupole d'oro della cattedrale ortodossa della Dormizione, che si erge su una collina che si affaccia sulla città. Al suo interno le decorazioni e le icone tipiche delle chiese ortodosse sono molto suggestive. La fontana Evis Amanda raffigura una Nereide di bronzo. A dominare l'orizzonte, a pochi passi dalla piazza del mercato, troviamo uno dei simboli più visibili della città, una monumentale cattedrale con una cupola verde, ubicata nella piazza del Senato. L'esterno è in stile neoclassico, con 12 apostoli sul tetto. Gli interni, al confronto, sono molto spartani. La cripta è ora usata come caffetteria. Costeggiando l'edificio storico La Casa delle Tenute, arriviamo alla stazione centrale. In stile tardo Art Nouveau è in gran parte rivestita di marmo finlandese. I suoi tratti distintivi sono la torre dell'orologio e le due coppie di statue che tengono delle lampade sferiche. La stazione è utilizzata da circa 200.000 passeggeri al giorno, il che la rende uno dei siti più visitati della Finlandia. In questa collina è racchiusa una chiesa molto affascinante, la chiesa luterana nella roccia. Solo il tetto, a cupola, ed una cinta muraria di blocchi di granito sono visibili dall'esterno. La parte centrale della cupola è interamente rivestita di rame ed è collegata alla roccia grazie ad una lunga serie di finestre. L'altare e l'organo sono realizzati con pezzi di roccia irregolare. Esplanadi è il viale più bello di Helsinki. Ma per noi è tempo di ritornare in Estonia, con il ferry boat che ci riporta a Tallinn. Dopo aver noleggiato una Fiat 500, lasciamo Tallinn verso la costa, attraverso il tipico paesaggio delle Repubbliche Baltiche, completamente piatto e ricoperto da sterminata foresta. Prima tappa Paldiski, una ex base navale con il più alto faro di tutta l'Estonia. La penisola Pakri è famosa per le sue spettacolari scogliere bianche a strapiombo sul mare.
La zona, molto ventosa, ha qualche piccolo insediamento con il suo tipico cimitero disperso nella campagna. A Padise sorgeva un monastero cistercense del XIII secolo. Nelle sue rovine si tengono incontri spirituali. La malinconica zona costiera è costellata di belle spiagge, di sabbia e di foreste ricche di pini. Apsalu, nell'Ottocento, era una rinomata località di villeggiatura, come ancora testimoniano il Kursal, bell'edificio in legno affacciato sul mare. L'antico castello della città è famoso per una leggenda con il fantasma di una dama bianca, leggenda così popolare che ne è nato addirittura un festival che si tiene in agosto in corrispondenza della luna piena. Il nostro percorso prosegue attraverso piccoli centri abitati immersi nella campagna, talvolta lambendo il mare. Fino a Pärnu, principale centro balneare estone, con la chiesa ortodossa di Santa Caterina ed un bel centro colorato. Ci dirigiamo verso il mare attraverso curate vie, con belle case, gran parte in legno. La spiaggia di sabbia sterminata è praticamente deserta, con un tratto riservato solo alle donne che vogliono abbronzarsi integralmente. È tempo di proseguire la marcia verso sud. La via Baltica corre parallela lungo la costa, ma a distanza di sicurezza, tanto da impedirne la vista. Il primo valico di frontiera ci porta in Lettonia. La strada prosegue diritta, ma ci fermiamo a Salagriva, il primo paese a soli 10 km dal confine, e poi breve sosta a Tuja, zona di balneazione popolare con una bella e suggestiva spiaggia pressoché deserta. E poi immersi nella solitaria campagna. Ci siamo solo noi e molte cicogne a farci compagnia. È sempre bello incontrarle. Tra le zone interne da non mancare in Lettonia è una escursione a Sigulda, dove si trovano le colline più alte del paese e uno splendido parco dove si erge la duecentesca fortezza di Turaida, anche questa famosa per la storia di una ragazza. Il maniero, con la sua imponente torre rossa, è circondato da un ampio bosco, nelle cui radure sono collocate innumerevoli statue in pietra. Le moderne sculture sono diventate un'attrazione maggiore dei ruderi del castello e personalmente condivido. Why am I so emotional? This is not a good look, gain some self-control. And deep down I know this never works. Riga, capitale della Lettonia, emerge all'improvviso dalla scura e fitta foresta, al centro di un grande e generoso porto, in posizione strategica per l'approdo di merci raffinate ed importanti per le corti del nord Europa. Già nel Medioevo Riga aveva un posto di prestigio all'interno della Lega Anseatica. I segni di quei tempi sono ancora visibili in tutta la città, specie nel centro storico,
dove è possibile ammirare tra i più significativi esempi di Art Nouveau dell'intera Europa. Ma addentriamoci in quello che è il cuore di Riga, nella città vecchia, che conserva l'aspetto di un borgo medievale. Tutto intorno si estende un dedalo di stradine, dominate dalle alte guglie della chiesa di San Pietro, la prima che conosciamo nella nostra passeggiata. In stile gotico, con la sua altissima torre e con all'esterno una statua di bronzo che raffigura gli animali della fiaba I quattro musicanti di Brema. Attirati da un altro alto campanile, arriviamo al Duomo di Riga, la cattedrale protestante più importante della capitale, dedicata a Santa Maria. Uno dei luoghi più importanti di Riga è senza dubbio il castello, costruito dall'ordine religioso dei Livoniani ed oggi residenza ufficiale del Presidente della Repubblica lettone. È circondato da un'importante fortificazione trecentesca. Ripreso il nostro girovagare per le stradine del centro, raggiungiamo le ex caserme gialle di San Giacomo, lunghe 200 metri. Occupate dagli svedesi, oggi sono state ristrutturate e ospitano negozi, locali ed uffici. Alla fine della strada svetta la Torre delle Polveri, un massiccio bastione circolare, oggi sede del Museo della Guerra. Circondato da un bel parco curato c'è il monumento alla libertà eretto dallo scultore Carlizzale. È un forte simbolo per gli abitanti di Riga e della Lettonia. È alto 42 metri ed è situato al centro della città. Il bellissimo teatro dell'Opera Nazionale è immerso in uno splendido parco con giardini fioriti ed un piccolo canale navigabile al lato. La cattedrale ortodossa della Natività si fa notare all'esterno per le sue tipiche cupole dorate, molto grande ed imponente esternamente e decorata all'interno in modo molto particolareggiato. Just holding on to ties. Now that we're living. Il mercato centrale di Riga è il mercato coperto più grande d'Europa. Situato vicino alla città vecchia, lo stabile si estende all'interno degli hangar dei dirigibili Zeppelin dei tedeschi della Prima Guerra Mondiale. Ogni padiglione è specializzato in un genere, dai reparti macelleria ai latticini, dalla panetteria al pesce. And if you lost your love for me, will you never let it show? There was no way. La città nuova che circonda Riga Vecchia è collegata da imponenti ponti che sovrastano il fiume Daugava. Sulla sinistra del fiume si estende il centro della vita moderna della città. Ooh, it's so typical. Love leads to isolation. So you build that wall. È tempo di riprendere il viaggio, dapprima verso la città di Bauska, con il suo castello interamente ricostruito, un tempo roccaforte dei cavalieri dell'ordine livoriano. Ma la nostra meta è il Palazzo Rundale, il più bel palazzo barocco della Lettonia, residenza estiva dei duchi di Curlandia. Dagli ambienti esterni del cortile d'ingresso fino alle decorazioni rococò che caratterizzano gli interni, questo palazzo reca la firma dell'architetto italiano Francesco Rastrelli, figura di spicco del tardo barocco europeo. Yes, for now we'll go living separate.
Dalle stanze interne decorate e affrescate magnificamente si continua la visita dei sontuosi giardini esterni, ricchi di piante e fiori, curati quotidianamente da maestri giardinieri. Viaggiando sulla lunga via Baltica sono tanti i luoghi di interesse e sicuramente Rundale fra questi. Ma altre mete ci aspettano. Proseguiamo ancora verso sud-ovest, verso la costa, in direzione Liepaja, una città-lettone a 180 km da Riga, con un importante porto sul cordone litorale che separa il Mar Baltico dalla laguna. Durante l'epoca sovietica la città fu utilizzata come base per i sottomarini e abitata da una popolazione russa. Dopo il crollo del comunismo, il centro è diventato un luogo degradato con case fatiscenti. Ampia e bellissima, la spiaggia di sabbia fine è lunga 8 km. Liepaja moderna è nata recentemente con la costruzione di numerosi edifici dell'architettura moderna in stile Liberty. In estate si tiene un famoso festival musicale che vede protagonisti numerosi musicisti di fama mondiale, come testimoniano molte placche di bronzo con calchi di mani di questi famosi artisti. You sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we... Il prossimo confine di viaggio ci porta in Lituania. Il percorso è molto rilassante e bello. La campagna ci appare ora più coltivata. Non si vedono case lungo la strada principale e le nuvole bellissime volano veloci nel terzo cielo estivo. Arriveremo a Klaipėda, città portuale sul Mar Baltico, dove ci imbarcheremo subito per la penisola curlandese, conosciuta anche con il nome di Neringa. Sbarchiamo a Smiltin e iniziamo a risalire la penisola, una lunghissima lingua di terra larga appena qualche chilometro. Raggiungiamo per primo il paesino di Jordranke. La laguna è larghissima e la costa lontana. Like a movie, it was just like a song. Proseguendo, tagliamo la penisola fino a raggiungere la spiaggia sul mare aperto. La giornata è limpida e bella, ma troppo ventosa. Proseguendo, entriamo nella zona delle dune di sabbia, per le quali la penisola è famosa. Scaliamo la collina di sabbia e ci affacciamo sulla spettacolare laguna, una vastissima distesa di acqua resa burrascosa da un sferzante vento freddo. My God, this reminds me when we're young. Il nostro percorso nella penisola curlandese si ferma a Nida, la principale meta turistica di questa striscia terrestre. Il vecchio borgo di pescatori conserva tradizionali case di legno vivacemente colorate e circondate da curati giardini. Nida si trova a pochi chilometri dal confine russo. La metà inferiore della penisola appartiene al territorio di Kaliningrad, una volta cuore della Prussia orientale, oggi
enclave russa in mezzo al Baltico. It was just like a song when we were young. Dopo l'attraversamento in traghetto ritorniamo a Klaipėda. Questa graziosa città portuale fu per un periodo una città tedesca conosciuta con il nome di Memel. Ora è il terzo centro della Lituania per dimensioni. Riprendiamo il nostro viaggio imboccando l'unica autostrada del Baltico, proseguendo spediti attraverso un paesaggio monotono verso l'interno del paese. One for me. Why do I hate the idea of being free? And if I'm not the one for you. Nei pressi della cittadina di Šiauliai si trova la celebre Collina delle Croci. Presso la collina diverse bancarelle vendono croci di legno che i pellegrini acquistano per piantarle sul colle. È una vera foresta di croci, realizzate con i materiali più diversi e in svariate dimensioni. Nel periodo sovietico vennero rase al suolo, ma ricomparvero sempre. Luogo toccante e suggestivo che testimonia la fede di un popolo, anche se a noi è sembrato più un cimitero di croci disseminate in mezzo alle erbacce. Loving water under the bridge. If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. I'm loving water under the bridge. Say that I'm loving water under the bridge. Riprendiamo l'auto e attraverso la pacifica campagna lituana arriviamo a Kaunas, la seconda città della Lituania, che sorge alla confluenza dei fiumi Neumanas e Neris. Il luogo più frequentato di Kaunas è il Viale della Libertà, il più lungo viale pedonale di tutta l'Europa, con i suoi bei palazzi e numerosi negozi e locali. Alla fine del viale spiccano le cupole a cipolla della Soboras, la chiesa dedicata a San Michele Arcangelo. Loving water under the bridge. If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Uno dei simboli cittadini è senza dubbio il castello, un'antica fortezza del XIV secolo. Oggi rimane in piedi un'unica torre ricostruita in mattoni rossi e lo spazio circostante è usato per spettacoli e manifestazioni culturali. Un bel tratto di strada immersi nella natura lituana e arriviamo a Trakai, dove si trova un bel castello situato su una stretta penisola circondata da 3 laghi. Nel passato fu un importante centro di potere dei granduchi lituani. Alla fine della penisola si schiude davanti a noi la magnifica vista del castello, che sembra uscito da una favola. 2 ponti in legno ci portano fino all'entrata del castello. Si apre il cortile d'armi. Raggiungiamo il mastio centrale che racchiude un bel cortile e gallerie. Nel suo interno e negli edifici sono ospitate diverse mostre con collezioni di vari oggetti antichi, come le pipe. La visita di questo castello risulta molto piacevole, anche per l'incantevole collocazione naturale. Pochi chilometri e arriviamo a Vilnius, la capitale della piccola Lituania, che vanta un centro storico meraviglioso, il più antico dell'Europa dell'Est, ed è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per la bellezza delle sue strade e per la presenza di numerosi edifici religiosi, soprattutto in stile barocco. In qualsiasi punto della città si può vedere almeno una chiesa.
Superata la Porta dell'Alba con la sua venerata immagine della Madonna Nera, si è circondati da turisti, chiese barocche e bei palazzi. La Porta di Basilio assomiglia alla facciata di una chiesa, ma immette in un cortile dove naturalmente si trova un'altra chiesa, la Santa Trinità, che è frequentata da una piccola comunità ucraina di greco-cattolici e che avrebbe bisogno di un restauro. Al centro della triangolare piazza del municipio sorge il freddo edificio in stile neoclassico. Da qui si diramano le vie del centro con numerosi negozi ed un intenso viavai di turisti. Le statue di tre donne dal volto dorate, vestite di nero, fungono da insegna al teatro di arte drammatica. Una deviazione ci porta all'università, in passato una delle più importanti scuole polacche. Il complesso si articola attorno al grande cortile. to make it through the door. And who are Raggiungiamo il Palazzo dei Granduchi di Lituania con il monumento di Gedimias e la bianca e fredda cattedrale che sembra più un tempio greco che una chiesa e con un curioso campanile che ha l'aspetto di un faro. is your love? If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Our love ain't water under the bridge. If you're gonna let me down gently. Don't pretend. Percorrendo una ripida salita ciottolata arriviamo alla torre di Gedimias, uno dei simboli di Vilnius. La cima della collina della torre è il posto migliore per vedere un magnifico panorama della città. It's so cold in you, darkness. I want you to be my keeper. The night if you were so reckless. If you're gonna Raggiungiamo uno degli angoli più pittoreschi della città, la chiesa cistercense di Sant'Anna, un incredibile intrico di mattoni rossi e una torretta in stile gotico. pretend that you don't want me, our love ain't water under the bridge. Da lì, attraverso i giardini dei Bernardini, che si tratta di un parco curatissimo alle spalle della città vecchia, scorgiamo l'angelo di bronzo di Uzupis, collocato all'ingresso del sobborgo omonimo di Vilnius. La Repubblica degli Artisti è uno dei più antichi e romantici quartieri della capitale, un'isola colorata e viva con un suo inno, una sua costituzione, un presidente, un vescovo, due chiese, un cimitero. Put on my best dress, I wanted to impress. I put a little makeup on, put a bow in my hair, wore pretty underwear. Avevo letto di un parco particolare a sud di Vilnius, al confine con la Polonia, e ho chiesto all'ufficio informazioni se valeva la pena. La risposta è stata People Go e ci siamo andati. La strada è puntellata da sculture in legno raffiguranti demoni e spiriti. It shines, look me straight in the eye. You turn Una vasta area boscosa e ricca di acqua di laghi e canali sorge il Grutto Park, un grande museo all'aria aperta interamente dedicato all'occupazione sovietica. Il museo raccoglie numerosissimi cimeli dell'epoca comunista, statue, lapidi, mezzi militari e molto altro. Il parco è molto ben organizzato e dislocato in un bel contesto naturalistico. was to love. You scored an epic miss. Now you just have memories. You went straight for the knife
life and I prepare to die. Your blade it shines. Al ritorno, lungo la strada, si sono sistemati numerosi venditori di prodotti locali, funghi, mirtilli, lamponi e non mancano corna di cervo o scope artigianali. Strane anche le numerose fermate d'autobus. Non abbiamo mai visto né mezzi né passeggeri, solo qualche desolato villaggio. Boy, you draw me back in. Il nostro viaggio volge alla fine. È ormai sera e ci avviamo verso l'hotel per preparare le valigie per il nostro rientro. But will someone find me swinging rough?